Croci. E oggi vi facciamo vedere il lago di Sorapis, che è un lago molto azzurro, molto bello, e così andiamo poi anche a fare il bagno se ci riusciamo. Sì. Siamo nei pressi di Cortina, a Passo Tre Croci sopra Cortina, quindi in una delle mete più turistiche gettonate delle nostre Dolomiti. Esatto. Il lago vale la pena. Sì. E adesso vediamo, dai. Troviamo la strada intanto. Sì, adesso intanto dobbiamo trovare da dove parte. Ok. A tra poco. Allora stiamo andando su al Sorapis. Ecco, Andiamo a sulla vedere. destra, venendo dal Passo Tre Croci, c'è l'ingresso del sentiero, Sì. è ben segnalato. E adesso vediamo, È dai. 2,15. 2,15. Sì. Guarda che colore che ha. Siamo arrivati a Sorapis. Ecco, ci siamo qui al Sorapis, vedete il lago dietro di me, molto bello, molto azzurro. Sì. La colorazione è dovuta alle polveri del ghiacciaio, portate dal ghiacciaio, che sono disciolte nell'acqua. In effetti l'acqua è abbastanza torbida, anche se è proibito, c'è gente che ogni tanto fa il bagno. Sì. In questo momento purtroppo una parte del lago è in secca, perché evidentemente, siccome è di origine glaciale, non ha nevicato molto quest'inverno. E quindi nonostante abbia piovuto in primavera non c'è molta acqua, però vale sicuramente la pena di venire a vederlo. Comunque Potete anche prendere il sole. un percorso per venire su di non sottovalutarlo, perché
Soprattutto non fate come noi che l'abbiamo fatto alle 11 del mattino, sì, si muore. Si muore. Sì. Col sole che batte, ragazzi. Con 30 e passa gradi. Sì, una roba... Venite la mattina presto oppure magari in un periodo dell'anno che non sia agosto. Che non sia proprio così. Perché questo batte proprio. Sì, poi ci sono tanti posti dove prendere il sole o stare all'ombra, come vedete. Sì, esatto. Però... Va bene, adesso andiamo al rifugio e poi vediamo, insomma. E dai. poi ridiscendiamo. Ok. Allora, cosa ne pensi? Bellissimo, guarda, non so se avete visto il giro di montagna che ci sono, che è inquadrato. È un anfiteatro naturale. Sì, proprio. Prima al lago, poi si sentivano addirittura tutti i riverberi, perché anche lì è pazzesco comunque quanto bello che è. magnifico. Bellissimo. Certo che sono delle mete molto gettonate, però vale la pena di venire. Sì, non sono gettonate per niente. Cioè, ha il suo motivo, il suo fascino, cioè, sono belle, dai. Sì. Vabbè. Ok, siamo sulla strada del ritorno. Sì. Come ti sembra questo anfiteatro? Bellissimo. Come si dice? Anfi o anti? Anfiteatro. Anfiteatro. È magnifico. Magnifico, vero? Sì, sì. Adesso c'è qualche nuvola e per fortuna siamo all'ombra perché Sì. l'andata è stata micidiale. Va bene, dai. Comunque non sottovalutatelo come No, percorso perché è non va. piuttosto impervio. Anch'io lo pensavo molto più semplice, non è mica una passeggiata No, in questa. realtà il dislivello non è alto, però No. cammini su tutte rocce. Se cadi qua ti fai anche male, comunque. Sì. Quindi Va bene, pensateci. dai. Non mi arrabbio neanche, se no. Cioè. Stammi un po' distata perché le racchette messe così.
Questa è una postazione della prima guerra mondiale. Che non entriamo neanche, però quella è. Ok, siamo arrivati. Siamo arrivati alla fine del percorso. Sì, È lunghetta, sì, la parte alta è impegnativa, Sì. non solo per via della salita, perché insomma sono 437 metri di dislivello, ma soprattutto perché le rocce sono insomma difficili, sì, è rocce impervio il difficili, percorso, c'è qualche scaletta, qualche cordino, sì, però il lago le vale tutte. sì, E anche, cioè, prendetevi una giornata intera sì, con tante ore di luce, sì. perché Perché? serve. Perché non è proprio semplice. Mi sembra che i chilometri sono 14-15 chilometri. Se più non mi sbaglio, serve ma tempo, e poi cioè, si rimane un pochino al lago, almeno insomma godersi sì, il esatto, panorama. esatto. Serve. Allora, voto, bellezza? Ma c'era poca acqua, diciamo un 7. Anche 7,5 è bellissimo. 7,5 raga. dai, allora, 7,5. Poi, per quanto la rifaresti? Beh, adesso come adesso la rifarei, sono un po' stanco, sinceramente, il problema del tendine. Sì, la farei per 5.000 euro. 5.000 euro ti fermi su a dormire a rifugio? Sì, sì, sì. Ok, vado per 5.000 euro. Dai allora, me li dai? Ripartiamo. Me li dai? Ci penso. Dai, salutiamo qua, dai. Ciao a Alla tutti. prossima.